Un'area di alte pressioni che però localizzata col suo centro sul nord Europa determinerà il tempo nei prossimi giorni. Infatti con la sua circolazione che attiva in senso orario trasporta su di noi aria più fresca e un po' più instabile. Gli effetti saranno evidenti, quindi il tempo sarà molto più instabile sui rilievi, a ridosso dei rilievi, e moderatamente instabile in pianura. Quindi più in dettaglio prevediamo per domani inizialmente una nuvolosità irregolare, ampie schiarite, poi nella seconda parte, complice anche riscaldamento del pomeriggio, potremmo avere delle nubi più imponenti, ma non dovrebbero esserci fenomeni, se no, come dicevo, a ridosso dei rilievi. Per domenica invece inizialmente ancora un residuo di nuvolosità un po' più intensa e poi ancora dei rasserenamenti, quindi un tipo di tempo variabile, strano per la stagione, e che ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana. Un cambiamento ancora, addirittura lo rileviamo per fine della prossima settimana. Altro effetto dell'afflusso di aria da nord-est naturalmente sono le temperature che non crescono come il dovuto e quindi addirittura tendono a diminuire, quindi prevediamo le minime addirittura per le prossime ore 11-12 gradi, che sono basse, le massime intorno a 21-22 gradi, che anche queste sono al di sotto della media. Poi però già da martedì, mercoledì continueranno a ricrescere e si porteranno dai 24-25 gradi. L'Alto Adriatico inizialmente un po' più mosso e poi tenderà al poco mosso. È tutto.